dispersa in mille inseguimenti, di essere... io vivo una vita tumultuosa e ricca, ho un amore bello, ho un lavoro che mi piace, viaggio tantissimo, ho scelto di farlo questo lavoro muovendomi moltissimo. Molti scrittori stanno a casa e privilegiano la scrittura. A me piace l'incontro, piace l'esperienza continua, spesso vado a vivere altrove per 3 settimane, per un mese, per qualche giorno, a casa di amici che mi ospitano o in luoghi dove sono io a chiedere ospitalità. La scrittura, scrivo molto più che a casa. Quando sono a casa faccio altro, cucino, accarezzo i miei gatti, vivo la mia vita, le mie relazioni, i miei amici. Le storie servono per riportarmi a casa e qualche volta dentro le mie storie ci sono anche le case che vorrei, e casa inteso in senso lato, nel senso che spesso c'è un'idea di Sardegna che inseguo e che cerco di costruire attraverso le parole, convinta feticisticamente che le parole siano cemento della realtà, siano materia del vero. Che poi questa casa si chiami Sardegna o no è relativo, e questo essere consorte dei sardi è un'immagine bellissima. E quando ho scritto poi a Cavadora c'è qualcuno che è venuto a dirmi: ah sì, l'altro era bello, era divertente, anche frizzante. Io ero convinta di aver scritto un libro drammatico sulla condizione della precarietà. Dice: però ora finalmente ora hai scritto un romanzo sardo. C'è un romanzo sardo, in Sardegna ci sono molti più call center che a Cavadora, ve lo posso garantire. L'altro era assai più sardo di questo, è che esistono case in Sardegna dove nessuno vuole andare ad abitare, eppure lì c'è una generazione, che è la mia, e continua nelle generazioni successive, che lì ha l'indirizzo. Qualche volta il destino delle storie è quello di rivelare gli indirizzi delle case segrete dove nessuno di noi vuole abitare, però ci vive qualcuno. Sì, non so se ti ho risposto, credo di no, però prendila così.